Buongiorno Italia, benvenuto nel sabato delle recensioni. A qualcuno ho visto che ha dato fastidio il fatto che ci siano le recensioni, però ti ricordo che innanzitutto è tutta roba inerente al camper, quindi deve solo interessarti. Seconda cosa, sono al sabato e domenica non ci sono video, è una cosa in più, quindi goditela. Anche perché, insomma, guardiamo un attimo il lato reale delle cose. È arrivato sto pacchetto da recensire. Cosa che sarà mai sta roba? Controlliamo, vediamo. A6 Pro, cos'è? Ah, un autoradio con Android, GPS, telefonate, Bluetooth, Wi-Fi, internet, musica, MP3, Bluetooth, di tutto e di più. E io avrei dovuto dire di no, ma anche no, gliela regalo a Michele. Vediamo allora cosa c'è all'interno di questa scatola. Che c'è il doppio fondo. Scart, unbox. Tada! Cioè, dimmi che queste cose non ti interessano, dimmi che non sono cose utili in camper. Wow, figona e figona, le famose autoradio 2 DIN, guarda che roba, è tutto monitor. C'ha le prese per le micro SD, microfono, aux, che storie. Però io direi, allora intanto finiamo velocemente l'unboxing, nel senso vediamo cosa c'è dentro. Il cavetto dell'antenna, un ripetitore, probabilmente il Bluetooth, il microfonino per parlare al telefono, la placchetta per il fissaggio, e beh, la sua mascherina ci vuole, un cavo USB, sembra una prolunga. Qui Michele avrà da divertirsi con il montaggio. Questi invece no, mi sembrano i classici cavi ISO, cioè il connettore A e il connettore B, quindi o uno o l'altro, e tutti i suoi manualetti. Io direi muoviamoci a montarla e vediamo come funziona. Stavo iniziando un attimo a spulciare i manuali. C'è il riconoscimento dei gesti, incredibile, guarda. Che storia, cioè tipo la Wii, no? Hai capito? Allora, per il montaggio ovviamente fai riferimento al manuale di istruzioni. In ogni caso qui ci va il cavo ISO, come vedi ci siamo già presi avanti, qui il cavo Bluetooth, non puoi sbagliare insomma perché lo vedi dai colori. Ciò nonostante mi raccomando, guardati sempre il manuale di istruzioni per l'installazione. Per carità, se non sei pratico faglielo fare un elettrauto, voglio dire. E rieccoci qua nel camper di Michele. Allora, diciamo che ogni camper ha il suo tipo di attacchi, quindi spiegarti per filo e per segno come l'abbiamo installato noi su un Ducato del 91 non è una cosa, diciamo, abbastanza intelligente. Possiamo farti vedere magari così a titolo di curiosità l'installazione, però ovviamente sai che, te lo ripeto, ogni camper ha i suoi attacchi. Nei camper più moderni puoi utilizzare semplicemente il cavo ISO, cioè è un cavo unico, non devi fare null'altro, quindi avresti dovuto solo collegargli il suo cavetto di alimentazione Bluetooth e il cavetto per la radio e basta, eri a posto così. Fase 1, capire cosa sono i cavi del vecchio impianto, cosa servono, dove vanno e cosa fanno. Allora, negativo questo qua, 12,90. perfetto. Summer's in the air. Everything just feels so right. Non avendo il cavo unificato, non potendo attaccare solo il cavo ISO come nei normali veicoli, adesso dobbiamo attaccare cavetto per cavetto. Adesso stiamo cercando di decriptare il tutto quanto, comunque è tutto ben spiegato nelle istruzioni, quindi mi raccomando non perdere nulla e tieni tutto. Allora Italia, innanzitutto una cosa che può essere interessante spiegarvi è come adattare un autoradio 2 DIN su un supporto che ha un solo DIN. Il DIN cos'è? È lo spazio dove viene inserito l'autoradio. Adesso pertanto con Michele taglieremo tutta questa area qui in modo tale da farci stare l'autoradio a 2 DIN, quindi vedrai che è possibile installarla su tutti i veicoli e su tutti i camper. সূর্যাস্ত বাংলা তবু জাগে ধুলোয় চিন্তা সব মিলিয়ে যায় হাতে হাত সারা রাত আলোয় ভরে যাক
ora passiamo alla fase di ritaglio del cruscotto. Attenzione, questo è un video un po' particolare, nel senso che ti stiamo facendo vedere l'installazione di un autoradio 2 DIN in un cruscotto che supporta solo un DIN. Le autoradio 2 DIN sono tipo quella di Pullman che hai visto, che ha gli due slot attaccati per l'autoradio, però a noi che ci piace un po' complicarci la vita l'andiamo a installare su un DIN, quindi apriremo tutta la parte del cruscotto. Attenzione, l'autoradio Android che andremo ad installare ha anche il supporto per le retrocamere, quindi se hai già una retrocamera approfitta, tirati i cavi perché la collegheremo a questa nuova autoradio. Allora, sostanzialmente in questo caso stiamo parlando di un Ducato del 1990, altro non dobbiamo fare che tagliare, vedi questa parte qui, quindi ti munisci di un seghetto e la tagli e viene un blocco unico. Qualora dovessero esserci, diciamo, dei laschi di spazio magari in alto, si può ricoprire o con supporto plastico o ti fai magari una staffetta in legno dove puoi collegarci dei pulsanti, insomma un po' di fantasia, hai capito? Con la fantasia si fa tutto. Tac, magia, eccoti qua lo spazio per il 2 DIN. Eccoci Italia, ovviamente l'abbiamo montata solo provvisoriamente, quindi questo è solo un primo test. Come vedi intanto abbiamo appoggiato qui il ricevitore del Bluetooth e il ricevitore del Wi-Fi. Bene, iniziamo allora con la prima accensione, vediamo com'è. E là, si vede veramente benissimo. Come puoi vedere è un sistema operativo Android, il che significa che per quanto riguarda l'utilizzo è come se tu stessi utilizzando un telefonino o un tablet. Cosa vuol dire? Che oltre ad avere il Google Maps, guarda il Play Store, YouTube, addirittura c'è anche la Gmail, se vai a vedere in tutte le applicazioni c'è veramente tutto quanto, Spotify eccetera eccetera, puoi scaricarti anche delle applicazioni. Questo era il primo test dell'audio che è partito inavvertitamente in quanto Michele gli aveva già collegato il telefono via Bluetooth. Esattamente, poi tramite l'app Easy Connection, guarda che ce l'hai anche qui, dal telefonino puoi comandare tutto quanto, quindi è una connessione semplificata per quanto riguarda la navigazione, le chiamate e la musica. Abbiamo visto che supporta anche la ricarica veloce, fast charge, che tu vedi qui. Puoi navigare in internet addirittura, ovviamente c'hai anche la radio, retrocamera tramite l'app DVR, noi adesso non gliel'abbiamo ancora collegata, ma gli attacchi dietro la retrocamera tramite l'app DVR o HD DVR, puoi visualizzare la retrocamera, addirittura puoi fare delle fotografie o registrare quello che sta riprendendo la retrocamera. Metti tu gliene attacchi anche due di retrocamera, una davanti e una dietro, puoi addirittura anche registrare. E cosa simpatica, i gesti, praticamente qui c'è un sensore e tramite gesti, noi non l'abbiamo ancora configurato, tramite gesti puoi comandare tutta l'autoradio. Autoradio, un computer questo, chiama l'autoradio. Gli abbiamo fatto prima due aggiornamenti, appunto basta collegare Wi-Fi, ti apri il Play Store e gli avvii tutti gli aggiornamenti. Per quanto riguarda la musica, sì è vero, puoi utilizzare il Bluetooth del telefonino, ma anche semplicemente gli metti una scheda micro SD qui e ti metti tutta la musica che vuoi, oppure te la puoi ascoltare nel cloud tramite Google Play Music. Praticamente ti carichi una sorta di spazio remoto le tue canzoni e dopo tramite la connessione internet ovviamente te le ascolti in questo dispositivo. Essendo, come abbiamo detto prima, un completo dispositivo Android, hai anche la ricerca vocale e tutte le funzioni che avresti in un telefono o in un tablet. La risoluzione è veramente pazzesca, cioè guarda, veramente fenomenale, veramente. No, non siamo assolutamente di parte, credo che lo puoi vedere anche da te, nonostante per carità questa sia una ripresa e non sarà certo la stessa cosa di vedere la qualità ad occhio nudo, però ragazzo veramente siamo ad alti livelli. Cioè le scritte le leggi alla perfezione, di più. Chiaramente ti puoi gestire tutte le telefonate tramite Bluetooth, addirittura guarda ti puoi vedere anche il registro delle telefonate, la rubrica del telefono e tutto quanto, è veramente una cosa pazzesca. E mentre lo accendi, questa è la tua schermatina, qui c'hai il widget che è una funzione che tu hai nello schermo, ovviamente essendo il dispositivo Android ne hai di tutti i tipi, dall'orologio alle mappe, alle fotografie eccetera eccetera. In questo
questo caso ci troviamo la musica, le applicazioni più utilizzate e la barra fissa che ti tiene appunto il telefono, i tipi di connessioni, il lettore multimediale. Questo tasto ti apre tutte le applicazioni, guarda quante già ne hai installate, le mappe, un altro lettore musicale e le impostazioni. Direi che è veramente una figata. Chiaramente per avere il Google Maps completamente funzionante e poterlo sfruttare appieno con tutte le sue caratteristiche devi avere una connessione internet. Come si fa? Dal tuo telefonino, che sia iPhone o Android, attivi l'hotspot, sarebbe anche il tethering. Così facendo lui riceve la connessione internet. Oppure ti puoi anche collegare, diciamo, ad un wifi per scaricarti le mappe offline, quello è un altro discorso. Però per avere appunto tutte le funzioni di ricerca, traffico e via discorrendo gli serve una connessione internet costante. Quindi telefonino. Un'altra cosa che abbiamo scoperto, noi non abbiamo ancora finito tutti i collegamenti, in quanto questa è una prima fase di test proprio per provare e per farti vedere il funzionamento e le funzioni dell'autoradio, no? Però ha anche una batteria interna, perché noi ancora non gli abbiamo collegato l'alimentazione. Infatti qui vedi il simbolo della batteria che oramai dopo qualche ora di utilizzo di test adesso è andata quasi a zero, quindi ci sarà appunto da inserirgli anche il cavo di alimentazione e poi via, è completo. Veramente un computer di bordo, ma questa volta veramente si può utilizzare il termine senza mezze misure, cioè questo è veramente un computer. आते हाथ शरारा